Buongiorno, sono Sofia Pavanello, professore di Medicina del Lavoro presso l'azienda ospedale Università di Padova e responsabile del laboratorio GISVA, l'acronimo che significa Genoma, Invecchiamento, Stile di Vita e Ambiente, presso l'Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro. Perché parliamo di genoma, invecchiamento, stile di vita, oltre all'ambiente? Quando si pensa alla medicina del lavoro spesso si immagina soltanto la valutazione dei rischi professionali, dell'esposizione a sostanze tossiche, della prevenzione infortuni e malattie professionali. In realtà oggi la sfida è molto più ampia. Capire non solo come vivere più a lungo, ma soprattutto come vivere più a lungo in salute. Perché il vero problema del nostro tempo non è semplicemente l'aumento della longevità. Oggi in Italia viviamo mediamente oltre gli 83 anni, uno dei dati più alti al mondo, ma c'è un numero che colpisce ancora di più. La vita vissuta in buona salute si ferma intorno a 56 anni. Questo significa che molte persone trascorrono gli ultimi decenni della propria vita convivendo con fragilità, malattie croniche, perdita di autonomia e riduzione della qualità di vita. E questa situazione riguarda soprattutto le donne. Ovviamente tutto questo si riflette inevitabilmente anche nel mondo del lavoro. Negli ultimi anni l'età media della forza lavoro è aumentata enormemente. La fascia di età dai 50 ai 64 anni è passata da 4 milioni ad 8 milioni nel giro di pochi decenni. Soprattutto questo poi succede nel settore sanitario, proprio dove ci troviamo noi. Ora, dove medici, infermieri, operatori lavorano spesso in condizioni di stress cronico, turni alterati e forte pressione psicofisica. Ecco quindi perché oggi la medicina del lavoro non può limitarsi soltanto a prevenire gli infortuni ed esposizioni tossiche, deve occuparsi di una nuova grande sfida: promuovere un invecchiamento attivo e in salute. L'invecchiamento attivo viene definito dagli anglosassoni un double win, ovvero una doppia vittoria. Vince la persona che mantiene più a lungo la salute, l'autonomia e anche l'energia, ma vince anche la società che riduce costi sanitari, ricoveri, fragilità e bisogno assistenziale. Possiamo quindi parlare di invecchiamento attivo, o meglio invecchiamento in buona salute, proprio perché abbiamo diverse buone notizie. Oggi sappiamo che l'invecchiamento non è più un destino inevitabile. Le evidenze scientifiche ci mostrano che è un processo almeno in parte modulabile, influenzato da ambiente, alimentazione, sonno, attività fisica, stress, esposizione ambientali e quindi in totale il nostro stile di vita. Sappiamo anche un'altra importante notizia. Sappiamo anche contro chi dobbiamo combattere durante il nostro invecchiamento. Uno dei principali nemici è il cosiddetto inflammaging, cioè una forma di infiammazione cronica silenziosa che aumenta con l'età e accelera il declino dell'organismo. L'altro grande protagonista è lo stress ossidativo, che possiamo immaginare come una sorta di ruggine biologica nelle nostre cellule. Nel nostro corpo si formano continuamente i cosiddetti radicali liberi, ovvero piccole scintille di energia prodotte dal metabolismo, dall'inquinamento, dallo stress, dalla cattiva alimentazione, dalla sedentarietà o da ritmi di vita alterati. Quando diventano troppi e il nostro organismo non riesce più a neutralizzarli con difese antiossidanti, iniziano a danneggiare il DNA, le proteine, le membrane cellulari, tutti i nostri tessuti, accelerando così il processo dell'invecchiamento biologico. La parte straordinaria è che oggi possiamo misurare questi processi molto precocemente, ancora prima che compaiano i sintomi clinici.
Nel nostro laboratorio analizziamo biomarcatori innovativi come stress ossidativo e infiammazione, accorciamento dei telomeri che rappresentano una sorta di orologio biologico della cellula, il DNA mitocondriale, fondamentale per la produzione di energia cellulare, ed infine la cosiddetta età epigenetica, valutata attraverso la misura della metilazione del DNA. In pratica, oggi possiamo capire quanto una persona stia invecchiando biologicamente, indipendentemente dalla sua età anagrafica, e noi la possiamo misurare con le nostre analisi fatte nel nostro laboratorio. Quindi ecco le basi scientifiche, quelle che ho detto prima, per la medicina dello stile di vita. Le basi scientifiche su cui si appoggia appunto questa metodologia nuova. In pratica oggi possiamo capire quanto una persona stia davvero invecchiando biologicamente indipendentemente dalla sua età anagrafica, e la possiamo seguire anche con il controllo del suo stile di vita. E questo apre una nuova prospettiva straordinaria anche nella sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro. Nel nostro approccio non ci limitiamo più solo a verificare l'assenza di malattia, ma sviluppiamo una sorveglianza sanitaria approfondita e personalizzata, orientata alla promozione dell'active aging nei lavoratori, ma anche eventualmente nella popolazione generale. Questo significa individuare precocemente segnali di vulnerabilità biologica, capire quali fattori stanno accelerando l'invecchiamento e costruire strategie personalizzate di prevenzione. Quindi cosa facciamo concretamente? Facciamo ricerca scientifica, sì, ma anche prevenzione applicata. Studiamo l'effetto di alimentazione, di come l'attività fisica, il sonno, lo stress, anche l'introduzione di nutraceutici, ma anche esposizione ambientale, come tutto questo ha qualche effetto sull'invecchiamento biologico. Collaboriamo anche con aziende per integrare biomarcatori innovativi nei programmi di salute occupazionale, e lavoriamo anche sulla divulgazione scientifica, perché oggi è fondamentale aiutare le persone a comprendere che molte scelte quotidiane possono influenzare profondamente la velocità con cui stiamo invecchiando. Il messaggio quindi finale è molto semplice ma molto potente. Oggi non possiamo sempre scegliere quanti anni vivere, ma possiamo fare moltissimo per scegliere come viverli.